E bentornati in onda con questa nuova puntata di Spazio Volontariato, il programma di approfondimento a cura del Centro di Servizio per il Volontariato e dedicato ai temi della solidarietà e della partecipazione. E per questa quarta puntata abbiamo ancora una volta degli ospiti in studio. Questa volta tocca all'Associazione Voci per la Libertà di Villadose, un'associazione nata nel 2003 ma che in realtà eredita l'esperienza di un importante festival nazionale che si chiama appunto Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, è dedicato all'associazione Amnesty International, un'organizzazione internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. Oggi con noi in rappresentanza dell'associazione abbiamo il presidente Giovanni Stefani. Buonasera. E il direttore artistico del festival Michele Lionello. Buonasera. E io partirei subito facendovi una domanda, come dire, un po' operativa. Come va in questo periodo? So che fervono i preparativi per la nuova edizione del festival. Com'è il clima in questo momento? Sì, indubbiamente è un momento caldo questo qua, maggio e giugno, quindi 2 mesi prima del festival, sono mesi frenetici per l'associazione, nella definizione degli ultimi aspetti del programma, nella ricerca delle sponsorizzazioni, quindi anche l'aspetto economico che ahimè influisce anche sulla riuscita o meno del festival, il coinvolgimento dei volontari, la ricerca di partnership, cosa che caratterizza da sempre la manifestazione. E per quanto riguarda invece l'andamento proprio dell'organizzazione del festival, siamo nella fase di promozione della compilation dell'anno scorso, compilation che va a raccogliere i migliori appunto sia emergenti che non della passata edizione, e per la prima volta appunto quest'anno oltre ai vincitori tra gli emergenti, quindi la piccola orchestra Carasciò, Giorgio Barbarotta, Frome di Rovigo, i Trisor delle Corimè, abbiamo anche i 4 ospiti della passata edizione, quindi Carmen Consoli, Paolo Turci, gli Eicos de Gigolo e Perturbazione, quindi veramente una compilation prestigiosa per il nostro festival. Quindi molte cose, diciamo, bollono in pentola. Prima di passare magari a raccontare queste cose, forse vale la pena di ripercorrere un attimo quella che è la storia e la natura dell'Associazione Voci per la Libertà e del festival. Il festival è nato prima, quindi direi che magari partiamo raccontando come nasce l'idea di un festival dedicato ad Amnesty International. Sì, certo. Il festival nasce nel 1998 in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che come si sa è stata proclamata a Parigi il 10 dicembre del 1948. L'idea era un po' di celebrare questo anniversario attraverso un festival di musica e in modo di coniugare musica e diritti umani. Quello che abbiamo pensato fin dall'inizio è però di invitare solo gruppi che facessero canzoni proprie dedicate ai diritti umani. Questo per dare la possibilità a appunto questi gruppi di esprimersi in questo modo anche di divulgare la cultura del rispetto dei diritti umani, dedicando tutto ad Amnesty International, che appunto, come dicevi tu prima, è la più importante organizzazione internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. Questo festival è nato a Villadose, in particolare negli spazi del CRG, e ha ospitato la prima edizione nel 1998 appunto. L'idea un po' era di fare un festival unico, di farlo solo quell'anno, poi però l'edizione è venuta bene, sono venuti un sacco di gruppi da tutta Italia, anche un po' al di sopra delle nostre aspettative, il pubblico ci ha seguito, per cui lì abbiamo fatto la seconda edizione e poi la terza, e quest'anno ci apprestiamo a organizzare la 14ª edizione, che è un bel risultato che insomma, onestamente non pensavamo quando siamo partiti, però siamo molto contenti di esserci arrivati. Sì, come diceva Giovanni, la cosa è partita a livello veramente locale, a livello diciamo poco più che provinciale, ma nel giro di qualche anno non ha coinvolto più solamente il comune di Villadose, il centro ricreativo di Villadose e Amnesty Rovigo, ma da qualche anno, ecco, dopo la seconda e terza edizione, c'è stato il coinvolgimento della sezione italiana di Amnesty, che ha creduto profondamente in questa manifestazione.
ha creduto proprio per cercare di mandare il messaggio dei diritti umani, della tutela appunto della dignità per ciascuna persona attraverso la musica in tutta Italia, quindi ha creduto in questa manifestazione come modalità per arrivare a più giovani possibili. E nel corso di qualche anno a livello artistico, organizzativo, sia per quanto riguarda gli emergenti ma anche gli ospiti, è diventata sempre più grande. È diventato quindi un festival di caratura nazionale. Nel corso degli anni sono arrivati poi importanti anche riconoscimenti. Nel 2003 il meeting delle etichette indipendenti ha fatto appunto di Voci per la Libertà il festival dell'anno. Nel 2003 è stato l'anno che ha coinciso anche con la nascita all'interno del festival del premio Amnesty Italia, quindi non solamente per i gruppi emergenti che promuovono la loro musica, che parte proprio dalla base, ma cercare di dare un riconoscimento anche ai big della musica italiana che nel corso dell'anno precedente avessero scritto una canzone che potesse rappresentare appunto i diritti umani. E giusto per fare qualche nome, per capire ecco, che stiamo veramente parlando un po' del Gotha della musica italiana, da Ivano Fossati a Paola Turci, Modena City Ramble, ai Subsonica e quest'anno appunto con Simone Cristicchi. Non è cosa da poco essere riusciti, partendo da un festival a Villa Dose, a creare una realtà insomma, di interesse nazionale che oltre a portare grandi nomi in provincia di Rovigo riesce ad avere un respiro molto più ampio, che è quello di dare spazio a un'associazione come Amnesty International, che in qualche modo investe anche sul nostro locale, perché consente di ospitare una realtà che poi appunto ha una risonanza in tutta Italia. Voci per la Libertà, l'associazione nasce nel 2003, voi avete accennato, nel 2003 sono successe molte cose importanti per il festival, una di queste è la nascita dell'associazione Voci per la Libertà. Ci spiegate un attimo il rapporto diciamo, tra l'associazione e il festival e che cosa fa l'associazione? Mi pare di capire che diciamo, il festival sia un po' la punta di diamante delle attività di Voci per la Libertà, ma poi ci siano anche altre iniziative nel corso dell'anno. Certo, sì. E il crescente successo del festival ci ha portato all'esigenza di avere un'associazione culturale che lo gestisse in toto, e, per vari motivi, sia per motivi sia economici e burocratici, ma anche per avere più volontari che girassero attorno al festival. Insomma, una serie di motivi ci ha portato all'idea di fondare un'associazione culturale. L'abbiamo creata, i soci fondatori sono, a parte le persone singole, sono il comune di Villa Dose e il CRG di Villa Dose. È nata questa associazione nel 2003 che principalmente si dedica appunto all'organizzazione del festival. Non a caso l'associazione si chiama Voci per la Libertà. Però nel corso del tempo poi come associazione culturale ha organizzato anche molte altre cose, non specificamente per il festival. Per esempio alcuni anni abbiamo organizzato delle attività per il Natale a Villa Dose, oppure concerti per altri paesi della provincia. Abbiamo fatto attività nelle scuole sempre con musica e diritti umani, per cui molte attività legate sempre al nostro specifico, che è musica e diritti umani, però in altri ambiti. Certamente però l'obiettivo principale dell'associazione è quella dell'organizzazione del festival, che è un po', come dicevi tu, appunto alla punta dell'iceberg, ed è il momento in cui l'associazione è più visibile. E altra cosa importante dell'associazione è quella di coinvolgere giovani volontari, giovani soci, che è una cosa a cui teniamo molto, e in particolare della città di Villa Dose, perché noi vogliamo che il festival sia dedicato a Villa Dose. Lì è nato, lì ha avuto successo, per cui per noi è molto importante coinvolgere ragazzi di 15, 16, 17 anni durante i giorni del festival a lavorare per un progetto concreto. E quindi far sentire anche il festival parte della Certamente comunità, parte e la della comunità città. parte di un evento importante che la coinvolge. Certo. Parliamo del festival allora, insomma appunto il festival è l'attività più importante, quella che connota di più l'associazione Voci per la Libertà. Quest'anno si diceva siamo alla 14ª edizione, mi pare di capire dalle prime anteprime diciamo, che ho avuto modo di leggere, che sarà un po' un'edizione anche
c'è il 50° anniversario di Amnesty International e c'è anche un po' questo spirito di rilancio, di voler fare una cosa in grande, non che negli anni precedenti non si sia trattato di un festival in grande, perché i nomi, come ricordavi Michele, sono sempre stati dei grandi nomi, però c'è la voglia di fare qualcosa di speciale per festeggiare questo 50° compleanno. Cominciamo ad anticipare alcune cose di quello Sì. che si può già raccontare. Allora, no, come dicevi tu, è un anno speciale, sul quale però abbiamo anche noi proprio riflettuto all'interno dell'associazione. L'anno scorso è stata un'edizione fantastica, cioè la presenza di Carmen Consoli, il programma complessivo, la qualità dei gruppi, la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il messaggio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ci hanno veramente portato a una crescita, anche dal lato mediatico per esempio, e abbiamo avuto veramente un boom l'anno scorso, sia a livello locale ma soprattutto a livello nazionale, giusto per citare alcune cose, un servizio di Uno Mattina, un servizio del TG3 nazionale, 2 ore di trasmissione in prima serata su Radio 1, cose che veramente ci fanno aprire anche gli orizzonti, quindi che fanno in modo che la nostra terra, il nostro Polesine possa appunto avere una visibilità, una vetrina importante. Però anche a livello organizzativo questo risulta indubbiamente, ecco, dispendioso a livello non solamente economico ma anche proprio di energie umane, di forze organizzative. Quindi ci siamo trovati un po' di fronte a un bivio e ci abbiamo pensato un po', le 3 alternative erano quella di o chiudere in bellezza perché era impossibile poter far meglio, o ridimensionare perché le forze, come sempre, anche all'interno del volontariato non è sempre facile appunto il ricambio, o cercare invece un rilancio.